Possiamo scambiare una parola? Non sono la portavoce di questa azione. Era giusto sulla tua presenza a Venezia e cosa pensi della manifestazione. Preferisco comunque lasciare la parola ai portavoce. Ha preferito lasciare la parola ad altri, ma a Venezia c'era anche Greta Thunberg, l'attivista svedese che nel 2018 fondò il movimento internazionale per la giustizia climatica Fridays for Future, all'azione di protesta condotta in Canal Grande da Extinction Rebellion. Con un'azione fulminea del movimento ecologista per protestare contro il cambiamento climatico, le acque del Canal Grande si sono tinte improvvisamente di verde fluorescente allo slogan di fermare l'ecocidio. La fluorescina, il materiale che abbiamo messo all'interno del Canal Grande, è un materiale assolutamente innocuo che viene utilizzato dagli speleologi per trovare le falde acquifere, dagli idraulici per cercare le perdite. Quindi in qualche ora se ne andrà, se n'è già un po' andato. Quindi noi in realtà amiamo questa città e vogliamo che venga effettivamente protetta. L'innocuità della fluoresceina viene più volte ribadita dagli attivisti di Extinction Rebellion di fronte alle polemiche di chi definisce l'azione una mancanza di rispetto nei confronti di Venezia. Dopo meno di mezz'ora, in effetti, il verde era già scomparso. Poco prima, mentre gli attivisti versavano la fluoresceina da un vaporetto, un insolito corteo saliva le scale del ponte di Rialto. È una delle nostri modi di manifestare, si chiamano Red Rebels, è una specie di teatro che nasce in Giappone e che noi abbiamo ripreso per creare una forte risonanza emotiva, perché non possono parlare, si muovono tra la gente molto lentamente, evocando questa solennità, questa tragedia intrinseca ovviamente agli effetti del collasso climatico che stiamo denunciando oggi. Lo striscione Fermare l'ecocidio e i tamburi sono stati immediatamente sequestrati dalle forze dell'ordine, che hanno anche identificato diversi presenti. Ciò non ha impedito che in cima al ponte si svolgesse comunque una breve manifestazione con volantinaggio, negli ultimi giorni della COP30 a Belém in Brasile. Le proiezioni internazionali, dicono i manifestanti, confermano che di questo passo ci sarà un aumento medio delle temperature globali di 2,6 gradi centigradi, un livello che secondo l'ONU aumenterebbe drasticamente il rischio di superare diversi punti di non ritorno climatici e renderebbe intere zone inabitabili. Che reazioni avete ricevuto dai turisti o dai veneziani? Si sono dimostrati interessati a questo genere di manifestazioni? Allora, sicuramente molto interesse e molta curiosità. Penso che le persone locali fossero un po' più indispettite, un po' più sconcertate, anche preoccupate per quello che avevamo gettato nel canale, mentre i turisti erano molto più curiosi e anche diciamo più positivi nell'approccio, nel farci domande. Quindi sì, comunque molta attenzione abbiamo ricevuto e abbiamo avuto molto modo di parlare con le persone. Da Roma a Torino, da Genova a Palermo, l'azione si è svolta in contemporanea in 10 grandi città italiane, tingendo di verde tratte di fiumi. A Padova le acque della fontana in Prato della Valle. A Trieste 8 persone sono state portate in commissariato.